stehen auch Bemerkungen. Und dürfen Sie Südwärts ab Raffi auf Sichteinschränkungen mit Nebelbänkchen. Das war's. Gute Fahrt. Si temono una nuova giornata nera a Tokyo. Poco fa chiuso battenti con un meno 1,43%. Vediamo dunque se ci sono i primi dati da Piazza Affari. Sì, purtroppo il FTSE MIB è negativa, meno 0,93%. Il FTSE Italia All Share meno 0,92%. Intanto ha ripreso a correre anche lo spread tra BTP e Bund tedeschi in questi minuti a 507 punti. Torniamo adesso ad occuparci del naufragio della nave Concordia all'isola del Giglio. In una corsa contro il tempo prosegue il lavoro dei soccorritori alla ricerca delle tante persone disperse. Purtroppo il bilancio delle vittime continua ad aggiornarsi. Sentiamo in diretta Giampaolo Latella, a te. Sì, buona giornata. 6 vittime accertate e 16 dispersi. È l'ultimo aggiornamento del bilancio della tragedia dopo un'altra notte di incessanti ricerche da parte dei vigili del fuoco, di quanti mancano ancora all'appello. Il sesto corpo recuperato nelle scorse ore è quello di un passeggero che indossava il salvagente e che si trovava sul punto di raccolta del secondo ponte in una parte non invasa dall'acqua. Ieri il ritrovamento di altri due corpi senza vita, quelli del 76enne sardo Giovanni Matia e di qualche